In breve tempo si sparse la voce che il castello di Castelmarino era infestato da questo fantasma e il capo di Elena, che era una giornalista, la incaricò di indagare su questo presunto fantasma perché a suo dire era soltanto una truffa. Quindi fissò un soggiorno praticamente all'interno del castello, cioè quello che è diventato poi un albergo, appunto per fare queste indagini. La primissima cosa che fece fu andare a vedere i vari pianerottoli, se c'era qualcosa di strano, di parlare con il personale, tra cui anche con Erika, la cuoca, e Fabio, diciamo, il maggiordomo, chi stava alla reception, diciamo, ecco.